Beh, Lorenzo, che in televisione si vede così umile e semplice, in effetti lo è sempre stato. Sin da piccolo è stato portato un po' alla musica perché il papà suona il pianoforte da sempre e quindi lui da piccolo si faceva cullare sul marsupio mentre io suonavo il pianoforte. Ora non so se si addormentava perché lo suonavo bene o perché lo suonavo male, ma comunque aveva questa caratteristica di seguire comunque la musica del papà. Poi in famiglia, bene o male, tutti quanti amiamo la musica e lui è stato portato. È sicuramente una dote naturale però quella che ha. Già alle elementari o all'asilo era il primo che prendeva il microfono per cantare le strofe o per le recite di Natale o della scuola. Diciamo che più che altro a scuola, all'asilo, Lorenzo per esempio durante il liceo poi è stato preso dal terzo anno in poi per fare i musical della scuola, ha fatto Shakespeare Lord, la Cavalleria Rusticana, come cantante solista, quindi prima voce diciamo del musical o come tastierista o chitarrista, quindi è stato portato poi a fare queste attività. In famiglia l'abbiamo sempre appoggiato, anche se non abbiamo mai appoggiato Lorenzo nel senso di un indirizzo lavorativo, più che altro per noi era una passione che doveva portare avanti, poi lui ha sviluppato da solo questa capacità e questa passione fino ad arrivare ad oggi. Tra il 4 dicembre e l'11 dicembre in effetti sarà sabato, verrà fatta un'esibizione, quindi non stiamo parlando di un vero e proprio concerto, ma di un'esibizione dei pezzi fatti a X Factor che avverrà sabato 6 dicembre in piazza Teatro Massimo. E il rapporto con la famiglia difficile perché noi abbiamo avuto la possibilità di vederlo un'ora soltanto il sabato durante un brunch in cui potevamo parlare un po' di tutto tranne del riscontro che aveva musicalmente o di pubblico o di fans. Lorenzo è innamorato della sua città e penso che la cosa primaria che gli manca della sua città è proprio viverla, nel senso il mare, gli amici, le frequentazioni, tant'è vero che lui anche quando studiava a Bologna, quando poteva scendeva a Catania almeno una volta al mese per incontrarsi con gli amici, ma soprattutto per vivere proprio la città. Ho trovato un cambiamento, una maturità maggiore a livello musicale e vocale, nel senso che, ripeto, non avendo mai studiato canto, all'interno di X Factor dell'Oft lo seguono un vocal coach, un instrumental coach, che in effetti l'hanno fatto crescere vocalmente e musicalmente.